Bene, iniziamo questo viaggio nella storia di un uomo la cui mente si è dimostrata molto più forte di qualsiasi prigione. Un pensiero che è nato nel cuore profondo della Sardegna, ma che era destinato a scuotere il mondo intero. Dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare per 20 anni. Sentite il peso di queste parole. Questa non è la solita condanna, è una vera e propria dichiarazione di paura. La paura che il regime fascista provava di fronte ad Antonio Gramsci, di fronte a quella che vedeva come la sua più grande minaccia intellettuale. L'obiettivo era spegnere un cervello, ma il risultato fu che finirono per renderlo immortale. Ed è proprio qui che nasce il paradosso che definisce tutta la sua vita, un paradosso potentissimo. Il tentativo di annientarlo fisicamente ha creato, senza volerlo, le condizioni perfette per la sua opera più grande. Proprio mentre il suo corpo veniva spezzato dalla malattia e dalla prigionia, le sue idee diventavano indistruttibili. Per capire la potenza di quelle idee, però, non possiamo restare in quella cella. Dobbiamo fare un passo indietro, un lungo passo indietro. Dobbiamo tornare alla loro origine, nel paesaggio aspro, a tratti spietato, della sua infanzia in Sardegna. La sua non è stata un'infanzia, è stata una fucina, forgiata nel dolore. Prima la malattia, il morbo di Pot, che lo segna fisicamente per sempre. Poi l'arresto del padre, che fa precipitare la famiglia in una povertà umiliante. E infine, a soli 11 anni, la fatica disumana del lavoro minorile. E qui sta il suo genio. Gramsci non si è limitato a subire la sua sofferenza personale, l'ha collegata a una realtà politica molto più grande. Ha capito che la sua terra, la Sardegna, non era semplicemente una regione povera, ma una vera e propria colonia di sfruttamento per il continente. E se servisse una prova, eccola, un numero che parla da solo, 500 milioni di lire. È la cifra che Gramsci stesso calcolò, la somma delle tasse estratte dai contadini e dai pastori sardi tra il 1860 e il 1910, soldi usati per arricchire la classe industriale del nord, un drenaggio sistematico di ricchezza e di vite. Con questa consapevolezza che gli bruciava dentro, grazie a una borsa di studio, riesce a lasciare la Sardegna e si ritrova catapultato nel cuore pulsante e allo stesso tempo contraddittorio della macchina industriale italiana, la Torino di inizio secolo. Immaginiamo per un attimo lo shock di questo passaggio. Il contrasto era netto, quasi violento, dalla Sardegna rurale, agraria, alla Torino industriale, urbana, con le ciminiere della Fiat. È qui, in mezzo ai primi, grandi movimenti operai, che la sua coscienza politica, quella forgiata in Sardegna, trova la sua piena espressione. E da quel momento la sua ascesa è inarrestabile. Da brillante studente diventa un giornalista militante, poi cofonda una rivista importantissima come L'Ordine Nuovo, diventa il teorico dei consigli di fabbrica e infine cofondatore del Partito Comunista. Tutto in pochissimi anni. Ma proprio all'apice della sua attività, mentre è parlamentare, il regime fascista decide che la sua voce è troppo pericolosa. La sua immunità viene revocata illegalmente. Nel 1926 viene arrestato. Inizia così un calvario fisico e psicologico che durerà per tutto il resto della sua vita. Immaginiamolo, in quella cella, sotto la costante sorveglianza delle guardie. Solo, ma non sconfitto. Inizia a scrivere, e questi quaderni, più di 30, non sono solo degli appunti, sono un atto di resistenza. Il laboratorio in cui Gramsci avrebbe forgiato le sue idee più potenti e durature. E arriviamo al cuore del suo pensiero. Ha un'idea potentissima, rivoluzionaria: l'egemonia. Gramsci capisce una cosa fondamentale. Il potere non si regge solo sulla forza, sulla polizia o sull'esercito. Agisce in un modo molto più sottile. Plasma quello che tutti noi consideriamo normale, naturale, di buon senso, attraverso la cultura, la scuola, i media. È la conquista del consenso. E quindi, se il potere funziona così, come si fa a combatterlo? Secondo Gramsci, nelle società complesse come le nostre, non basta un assalto frontale, quella che lui chiama una guerra di movimento. No, serve una lenta, paziente guerra di posizione. Una battaglia per i cuori e per le menti, combattuta proprio sul terreno della cultura. Ma chi sono, diciamo così, i soldati di questa guerra di posizione? Sono quelli che Gramsci definisce gli intellettuali organici, non i professori universitari o non solo. Sono figure che emergono direttamente dalle classi subalterne per dare voce alle loro esperienze, per aiutarle a capire il mondo e a costruire una visione alternativa. E questa ovviamente è una domanda che ci porta dritti a oggi, al nostro mondo. Chi sono le figure
quali sono i media, le piattaforme, che oggi stanno modellando il nostro senso comune, magari senza che ce ne accorgiamo. La storia di Gramsci, l'uomo, finisce qui. Muore nel 1937, devastato dalla prigione, poco dopo essere stato rilasciato. Il regime fascista credeva di aver vinto, di aver spento quel cervello, ma la storia delle sue idee, quella era appena cominciata. Fatti uscire clandestinamente dall'Italia grazie alla cognata Tatiana Schuch, i quaderni del carcere iniziano un viaggio incredibile, attraversano il mondo, diventano uno strumento fondamentale per analizzare il potere, dalla Gran Bretagna all'India, dall'America Latina a praticamente ogni campo del sapere umano. E qui arriviamo al paradosso finale, forse il più incredibile di tutti. La sua analisi del potere culturale, del modo in cui si costruisce il consenso, è diventata così fondamentale, così essenziale, da essere studiata e persino utilizzata proprio da coloro che lui originariamente cercava di contrastare. E se pensiamo che Gramsci sia solo roba da libri di storia, ci sbagliamo di grosso. La sua analisi è un manuale di istruzioni per capire il presente, il 2026. La guerra di posizione oggi si combatte su campi di battaglia digitali, i social media plasmano il senso comune, gli algoritmi progettano il nostro consenso, l'intelligenza artificiale genera nuove narrazioni, spesso in modo del tutto invisibile. E questo ci lascia con un'ultima riflessione. La prigione fisica di Gramsci non esiste più, ma la sua analisi ci mostra le nuove, invisibili mura costruite attorno alle nostre menti. La lotta per l'egemonia, per il controllo delle idee, continua. E la domanda che il suo pensiero ci pone non è tanto chi la stia vincendo, ma se noi ce ne stiamo almeno rendendo conto.